Benvenuti e bentornati finalmente dopo 2 settimane, credo siano passate nelle recensioni del Belfriuli. Parlo piano perché è tardi, però siccome questa settimana, anzi la prossima settimana, non avrò modo e non avrò tempo per fare abbastanza recensioni, ho voluto approfittare di stasera, poi domani neanche posso fare una recensione perché sarò parecchio impegnato, quindi mi faccio tutto stasera. Che episodio che è stato quello del Belfriuli per me? È stato il migliore episodio del Belfriuli, perché se non contiamo l'All Friuli, le prime 2 stagioni, devo dire che questo episodio del Belfriuli quindi sarebbe la terza stagione della Old. Questo è il migliore episodio di questa terza stagione barra prima stagione del Belfriuli, veramente sono rimasto contentissimo, sono stracontento di averlo visto e cominciamo subito a parlare di questo fantastico episodio, cominciamo subito da questo nuovo personaggio, una new entry, quindi del Belfriuli, del canale di Happy Farming Day. Allora, cominciamo subito con l'agente Pino Esposito da Napoli, col suo accento veramente fantastico, è un accento veramente che a me ha fatto morire. Intanto Paolo, io ho già detto molte volte che il nostro Happy Farming Day è fantastico con le interpretazioni degli altri personaggi, cioè dei personaggi che interpreta, per esempio Ludmillo, Leslie Shaw, la Zente di Salvatore e in questo caso Pino Esposito. Sappiamo tutti quanto sia bravo Paolo, ma con Pino Esposito si è superato. Con Pino Esposito si è superato. Io credo che Paolo sia così bravo a fare l'accento campano. ah, cioè, è così bravo a fare quell'accento allo stesso livello di come io sono bravo a fare l'accento pugliese. Ah, cosa assurda. Quindi, tanto di cappello. Comunque, cominciamo la nostra recensione. Allora, una, un agente Esposito che si stava bevendo il caffè tutto tranquillo nel suo bar preferito, fino a quando non gli arriva una chiamata da Happy Farming Day che vuole denunciare l'episodio che è accaduto la scorsa settimana, buonanotte, la scorsa volta, cioè dell'Inner Circle che distrugge il campo di mais di Happy Farming Day, un atto vile e un atto cattivo dell'Inner Circle che quindi un Happy Farming Day che vuole giustizia, vuole che le cose vengano messe a posto, però c'è per tutta risposta ehm, la gente Esposito si beve il caffè, tutto tranquillo, tutto sciallo, ha detto oh va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, posa il telefono, si beve il caffè e va. Ah, poi c'è anche da dire una cosa, che la gente di, di di Salvatore si sta occupando dell'elicottero, che se ben vi ricordate qualche episodio fa, l'elicottero fece parte di un episodio dove Ludmillo e Leslie lo portarono poi un elicottero pieno di radiazioni che ora stanno ripulendo, quindi ci vuole tempo per entrarci, comunque per stare a contatto con l'elicottero. E quindi noi continuiamo con la faccenda del buon Esposito che chiama l'Inner Circle, solo che l'Inner Circle, voi sapete quanto è potente, nel senso ha reso la vita un inferno a chiunque, anche ai più tosti c'è anche ai più tosti della Whole Elite Wrestling, per esempio all'Elite con Kenny Omega, gli Young Bucks e a John Moxley, per farvi qualche nome. E quindi giustamente il buon Pino Esposito era parecchio spaventato da loro, era parecchio, insomma, si era, si era- si era, spaventato parecchio, non voleva
non voleva avere guai con l'Inner Circle e allora si è fatto corrompere in pratica come la maggior parte dei poliziotti al sud Italia, che poi non è vero solo al sud Italia, in generale in tutta Italia, però giustamente sai il DNA napoletano, giustamente. Insomma, è così, quindi non è una novità. E quindi si è fatto corrompere con due CD dei Fozzi, quindi neanche un po' di soldi, proprio no, 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 i CD dei Fozzi che comunque avrei accettato volentieri anch'io perché i Fozzi sono veramente poi due CD gratis dei Fozzi, cioè, ma chi me lo deve dire? Nel senso, non ci penso neanche due volte e li prendo subito. Io ammazzerei per avere due CD dei Fozzi gratis come li ha presi appunto l'agente Esposito, lo stavo per chiamare Di Salvatore, ma mi devo ricordare che Di Salvatore è l'altro, perché con questi nomi tutti dal sud proprio viene difficile, viene un casino. Comunque, al che il buon Happy Farming riceve una chiamata da Pino Esposito, un Pino Esposito che le dice e uè, guaglio, uè, usu, Roma, la pizza capo marrone in coppa, vedi che non si può fare niente perché c'è stato un errore c'è stato, guaglio, c'è stato un errore, l'intersetto su dei bravi guaglioni, Cristiello non c'entra niente, i messicani non c'entrano niente, Sam Cavara non c'entra niente, Jack Hager non c'entra niente. E giustamente P. Farming ha detto come non c'entrano niente, come, cioè, ma come c'è stato questo errore? Io voglio fare denuncia, non è giusto, non è giusto. Non rosicare perché se noi abbiamo 1000 euro e voi ne avete solamente 150, 152, non dovete rosicare, non dovete rosicare, proprio. Non ha detto questo, però chi ha orecchie da intendere intenda. Comunque, sì, mi dissocio. Comunque, tornando al fatto, Paolo giustamente era molto incazzato e stava anche per prendersi una denuncia per offesa come cazzo si dice? Al all'agente pubblico, come cazzo si dice? Mi sono dimenticato, un lapsus, sono così rincoglionito stasera, sarà per le bighe che ho bevuto, ma non ci capisco più un cazzo. E wow, che puntata molto divertente, molto spassosa per chi se la vuole vedere che se la veda subito perché vi fate due risate che è veramente fantastico. Poi sto cercando di ricordarmi qualche altro dettaglio che forse mi sto dimenticando, ma forse se mi dimentico qualcosa ve la scrivo sotto. E, e niente, ecco. Quindi alla fine Pino Esposito ha fatto comunque molte battute molto divertenti, ma anche come come ha nominato, come ha pronunciato certe parole, nel senso è stato divertentissimo, quindi andate a vedere l'episodio, non ve ne pentirete. È stato un episodio davvero spassoso. Secondo me il migliore del Friuli. Se non contiamo gli altri della All Friuli, io comunque credo che questo sarà uno degli episodi più belli della storia del canale, comunque di Happy Farming Day e del Bel Friuli e dell'All Friuli. Su questo non ci piove. E niente, io vi lascio, ci vediamo alla prossima.